Tentato omicidio in concorso, questa l'imputazione che ha condotto in carcere un 37enne di nazionalità albanese e un 33enne del Kosovo. A eseguire l'arresto i carabinieri del nucleo investigativo su ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Venezia, al termine delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel parcheggio del supermercato PAM di Spinea la sera dello scorso 19 aprile. Una tensione tra tre uomini scaturita per futili motivi, forse per un apprezzamento di troppo alla compagna di uno dei due da parte di un 25enne albanese. Tutto era iniziato con un acceso diverbio, i toni si erano scaldati fino a degenerare in una lite aggressiva. I due trentenni erano poi entrati nel supermercato uscendo poco dopo, tempo che è servito al 25enne per rimediare una spranga. Alla loro uscita, vedendolo, il 37enne ha raggiunto la sua auto presentandosi dalla vittima armato di pistola, dei colpi sentiti nitidamente anche da dentro l'attività commerciale, sparati verso di lui. Uno gli ha colpito un polpaccio. La paura aveva fatto scattare un fuggi-fuggi generale tra i clienti del supermercato alle prese con gli acquisti per la domenica di Pasqua. I due aggressori erano poi scappati a bordo della loro Mercedes, fuga finita appena 4 ore dopo quando sono stati trovati dai carabinieri, ore in cui erano riusciti a sbarazzarsi della pistola. Addosso al 37enne era stata trovata anche della cocaina. Tutte e tre le persone coinvolte risultavano abitare in provincia di Venezia, non avere un lavoro stabile ed essere gravati tutti da precedenti penali.